Eccoci, che calcio che fa lunedì 3 marzo, siamo arrivati a marzo già di questo 2025, prosegue l'attività di Che calcio che fa, che è giunta all'11ª stagione, che è passato dalle radio alla TV allo streaming, l'evoluzione dei tempi, anche diciamo le occasioni della vita, in qualche modo le situazioni della vita, in qualche modo permettono di poter fare delle trasmissioni agili e simpatiche e soprattutto invitare degli ospiti che ovviamente a livello di pertinenza e di settore hanno molto da dire. Quindi la puntata di oggi ha come ospite Carlo Bianchi, che è un giornalista e corrispondente di calcio internazionale per numerose testate. Si divide, ed è una cosa incredibile, tra Madrid e Milano, appunto seguendo quindi praticamente due campionati insieme contemporaneamente, oltre al fatto che quando ci sono i grandi eventi tra campionati del mondo, campionati europei, va in giro e quindi ci porta i suoi reportage riguardo appunto le varie vicissitudini del calcio e delle varie partite. Ce l'abbiamo subito, lui in questo momento è a Madrid. Ciao Carlo. Eccoci qua, buonasera, buenas tardes, come si suol dire. Come si suol dire, bene, buonas tardes. In questo momento qua, una domanda a bruciapelo, ti intriga di più, so che tu sei di area interista, però ti intriga come movimento in sé il campionato italiano di Serie A o la Liga spagnola? Beh, insomma, sia il campionato che il campionato di Serie A che la Liga spagnola sono molto avvincenti quest'anno, perché insomma abbiamo tre squadre che si contendono il titolo da una parte e altre tre che si contendono il titolo dall'altra, per cui rispetto a un paio di anni fa o anche allo stesso anno scorso, insomma, è importante che ci sia questo va e vieni, soprattutto il va e vieni è riferito alla Spagna, perché prima in testa il Real Madrid, poi il Barcellona aveva perso dei punti, adesso li ha riacquistati. L'Italia è un attimino più, cioè l'Inter è arrivata prima solo 2 giornate fa, insomma, per cui ha sempre dominato il Napoli. Ma diciamo che per lo spettacolo, chiamiamolo così, lo spettacolo del calcio in generale, l'interesse che ruota attorno al calcio, credo che il sistema favorisca in qualche modo, non voglio dirlo in una forma diciamo sospetta, però favorisca più squadre al vertice, no? Cercando di mantenere una certa incertezza, poi a un certo momento si sviluppano magari momenti giusti per una squadra, a favore di una squadra piuttosto che un altro. Sono rare un po' le chiusure, ormai da un po' di anni che il campionato si risolve all'ultima giornata. Abbiamo visto nella storia del calcio, del campionato, ci sono state tante situazioni tremende per qualsiasi squadra, dal Milan all'Inter, alla stessa Juventus, alla Roma, quindi all'ultima giornata. Invece così, gli ultimi anni invece c'è un po' più la massa campionato e quindi vedremo. Senti, la giornata di ieri, andiamo un attimo a vedere velocissimamente la classifica, no, andiamo a vedere prima i risultati. Di questi risultati, quale in qualche modo ti ha un po' stupito, sia in senso positivo che in senso negativo? Qua abbiamo la Fiorentina che batte il Lecce, l'Atalanta che pareggia in casa col Venezia, il Napoli che pareggia in casa con l'Inter 1-1, l'Udinese batte il Parma 1-0, il Torino vince a Monza 2-0, il Genoa e Empoli dividono la posta, Bologna-Cagliari vince il Bologna contro un Cagliari comunque ostico, la Roma vince 2-1 in casa e continua un filotto, mi sembra, di 10 partite, no, senza perdere. Milan-Lazio finisce 1-2 all'ultimo minuto con un rigore a favore della Lazio e Juventus-Verona invece si gioca stasera alle 20:45. Quale di queste in senso positivo e in senso negativo? Nel senso positivo che vedi una squadra che sta facendo un certo tipo di percorso, negativo invece che non te l'aspettavi, ecco. Ma secondo me il risultato più eclatante è stato quello dell'Atalanta, sicuramente. Sì. Perché stai giocando col Venezia. È pur vero che il Venezia veniva anche da un bel pareggio contro la Lazio. Abbiamo visto che Lazio è quella di ieri sera contro il Milan. Per cui, secondo me, il pareggio del Venezia in quel di Bergamo è stata la sorpresa, diciamo, della giornata. In senso negativo. Ma in senso negativo per l'Atalanta, in senso positivo per il Venezia, anche se il Venezia a furia di pareggi non è che risolva molto il suo problema. Insomma.
No, infatti, vabbè, quindi positivo per il Venezia, sì, perché poi il Venezia gioca bene e poi perde 1-0. È un po' la costante anche delle squadre un po' di Francesco, no? Che riescono a macinare un buon calcio, infatti lui riesce a essere ingaggiato, però alla fine dopo non quaglia. Vediamo un attimo quindi per ciò che riguarda la classifica, e quindi abbiamo quindi l'Inter che ha 58 punti, adesso è un po' piccola la classifica, vabbè. Sì, comunque lo sappiamo. Napoli 57, abbiamo l'Atalanta a 55 e la Lazio che ha superato ovviamente la Juventus, in attesa della Juventus di fare la partita stasera, con 50 e 49 la Juventus. Faccio una domanda: io già da un po' di tempo, quando mi hanno interpellato riguardo alla Juventus, sembra un dramma, un disastro, che può essere per alcuni motivi indubbiamente, però se ci pensi è a 9 punti dalla testa della classifica, deve fare ancora la partita stasera. Dico sempre che su 13, mi sembra 13 partite, credo, pareggiate, vediamo qua, sì, 13 partite pareggiate, pensa se ne avesse vinte 3 avrebbe avuto 6 punti in più, quindi era lì a combattere per il vertice. C'è forse un po' troppa in un campionato così lungo un'aspettativa che ovviamente c'è da parte dei tifosi, però anche a livello giornalistico questo sali e scendi di portare su in alto in base un po' anche ai risultati, e poi dopo ammazzare subito con dei giudizi trancianti ovviamente l'operato di un allenatore o anche dei stessi giocatori. Ma sai, avere lì la Juventus a 9 o teoricamente 6 punti se vincesse stasera contro il Verona fa sempre un certo effetto, perché poi loro sono quelli che hanno subito meno gol, ne hanno subiti solo Sì, 21, e sono quelli che hanno perso meno, hanno perso una sola partita. Per cui attenzione allo specchietto retrovisore, perché insomma la Juventus a 6 punti è sempre la Juventus. Quello che a me fa specie è la contestazione. Io ho visto ieri la contestazione sui giocatori, su Thiago Motta e così via, da parte dei tifosi, per cui da una parte sì, da una parte no, anzi forse da due parti no, perché insomma recuperare 6 punti si possono recuperare, però hai 3 squadre davanti, non ne hai solo una. Per sì. cui diciamo una parte positiva e 2 parti negative per i bianconeri. E senti, qual è il tuo giudizio? A me piace sempre parlare dalla parte degli allenatori, perché in realtà è un po' uno specchietto, una cartina tornasole dell'attività di ogni allenatore, quindi di conseguenza anche del tragitto di una squadra. A me sembra che Thiago Motta tutto sommato riesca in qualche modo ad aver dato un minimo di impronta, non un gioco spumeggiante, ma comunque ha avuto anche tanti infortuni, dei casi un po' spinosi, vedi Vlahovic o Cambiaso che è allettato ovviamente dall'andare in Premier. Qual è il giudizio su Thiago Motta? Perché lui stesso ultimamente è uscito l'altro giorno, ha detto: se dovessi dire, non so, a mio figlio quale tipo di allenatore, insomma una cosa del genere, praticamente gli direi Thiago Motta, mi sento un bravo allenatore. Ma anche questa qui del figlio del bravo allenatore, certo che gli hanno cambiato molto la squadra, insomma, loro hanno premiato il discorso di investimenti perché dovevano abbassare la massa salariale, dovevano mandar via Chiesa che aveva uno stipendio molto alto, c'è stato un discorso di Danilo che si è preso con Thiago Motta per un discorso molto critico da parte di Danilo sul modo di difendere alto della Juventus, e che non trovava d'accordo appunto l'allenatore, per cui anche Danilo è stato fatto fuori. Certo che loro hanno speso un sacco di soldi, siamo a 180-190 milioni Certo. come investimento, e soprattutto almeno 80-90 li hanno spesi per 3 giocatori. Sì. Insomma, gli hanno messo a disposizione una squadra tutta da creare, molto giovane, tutta da creare, e poi ci sono stati dei rimpasti anche a gennaio, per cui insomma poche idee ma confuse. Quindi vabbè, insomma, quindi non è un grandissimo, sì, c'è un po' di colpa della società, anche se gli ha dato, diciamo, dei giocatori, ma c'è anche un po' di colpa da parte di Thiago Motta, ecco. Quindi io dico che
non perdere è già una cosa importante in un campionato lungo, quindi però è chiaro che i pareggi, mi ricordo il periodo della pareggite di Mancini quando era arrivato all'Inter, Sì. eravamo arrivati a gennaio, ancora Beh, non c'era un 11 titolare all'epoca, mi anche il ricordo. Perugia ha concluso un campionato, Perugia di Castanier, senza perdere una partita, però perse il campionato e lo vinse il Milan. Ah sì, certo, sì, 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 infatti alla fine Certo, con i pareggi non vai da nessuna parte. appunto. Senti, andiamo a vedere invece, tu parlavi prima dell'Atalanta e quindi a questo Sì, punto non posso non tirar fuori questo allenatore, eccolo qua, che è un allenatore che in qualche modo sta dando un po' degli scossoni, no? È stato un po' pesante per ciò che riguardava il rigore di Lockman. divide, è un allenatore che divide, però bisogna saperlo prendere. Bisogna saperlo Non prendere, ha però quel caratteraccio che tutti dicono. ecco, però chi è che lo prende? Di nuovo l'Atalanta, perché secondo me non è completamente tagliata fuori ancora, perché cioè, lui sta agitando le acque. Una Juventus e una Roma sono quelle le due squadre dove potrebbe, diciamo, andare in qualche modo. Qual è il tuo pensiero? Dove lo vedresti bene a livello di collocazione? Ma io lo vedrei anche all'estero, io lo vedrei anche all'estero, in una nazionale non di Attenzione. certo, però lo vedrei anche all'estero. Per esempio, Gasperini qui in Spagna sarebbe un allenatore perfetto, perfetto, per esempio per il Real Madrid sarebbe un allenatore perfetto Gasperini, E perché dimmi sa per far quale giocare le motivo, proprie perché dopo ti squadre. dico, secondo me potrebbe essere invece no, la cosa contraria. Dimmi Però vabbè, però quali non, sarebbero le caratteristiche per il pubblico spagnolo, un allenatore del genere? e il tipo di gioco, di gioco che lui applica, che non è il gioco di Ancelotti ed è un gioco molto aperto e così via, un po' il gioco che ha praticato in tutti questi anni il Barcellona, non certo il gioco di Simeone, però il Real Madrid è il Real Madrid. Quello che fai al Real Madrid non puoi farlo all'Atletico o viceversa. Non lo so, lui sicuramente non rinnoverà, ha detto che addirittura probabilmente non andrà neanche a scadenza nel 2026, però voglio un attimino io vederlo, spero di andare a Bergamo ad incontrarlo in modo tale che gliela farò questa Una domanda, perché io domanda? gli ho sempre detto che lui ha la faccia da Champions League, da quando lui ha perso 2-0 qui a Madrid sotto la pandemia, che avevano giocato a Valdebebas e non avevano giocato al Bernabeu, gli è cambiata la faccia, gli è cambiata la faccia. E anche lui l'approccio, ha un determinato approccio con chi lo approccia male. Io quel caratteraccio di Gasperini che tanto paventano molti, io non lo vedo. Ce ne sono di allenatori molto più sfrontati e molto, molto più antipatici di lui. Sì, no, ma infatti lui ha il suo modo di procedere, è così, pane al pane e vino al vino. Però ti faccio una domanda, insomma, un po' contrario, diciamo, come il mio pensiero al fatto di vedere Gasperini a Real Madrid. Ma scusa, al Real Madrid di solito ci sono grandi campioni e lui la cosa che invece dà fastidio è proprio la presenza di gente ingombrante. Lo si è visto quando arrivò dopo 5 partite perse, lui fece fuori Stendardo, Dennis, tutti quelli che erano lì da un bel po' di Sì? tempo e fece una squadra di giovani, perché lui è molto bravo a trattare con i giovani, quindi dovrebbe cambiare un po' la rotta del Real Madrid in questo, al di là del fatto che poi dovrebbero essere tutti dei giocatori molto generosi nel correre e non qualche campioncino magari ha qualche difficoltà a fare dei movimenti. Cioè, solo questo è l'appunto che ti rivolgo. Oppure invece arrivato a un certo punto o è così o è poi me, insomma ti devi adattare a un gioco che dà comunque i suoi frutti. Beh, tu pensi che se qualcuno da Valdebebas o da Concespina lo chiamasse, lui direbbe di no? Non Ah, no, penso, per lui non no, certo, penso, no, no, ma dico non però, penso, non penso. vabbè, quindi vale, allora vuol dire che si Non vocifera, eh? penso, non penso, non penso. Sarebbe una bella sfida. Sarebbe una Eh, bella sfida. Sarebbe bello vederlo con i Bellingham, con i Rodrigo, con i Vinicius, con i Mbappé, con beh, il diciamo Tchouaméni. che hai ragione in questo, sarebbe la grande sfida per lui indubbiamente e anche per la bontà dei suoi metodi, del suo sistema di gioco, no? Quindi perché è la prima volta che si troverebbe con grandi campioni, no? Quindi che sono Certo, sempre difficili. arriverà. Insomma, ha quasi 70 anni, per cui Vabbè, certo, arriverà gli anni il momento di confrontarsi, anche perché se andasse alla Juve o alla Roma,
che lì insomma di giocatori ce ne sono, per cui non dovrebbe costruire le due squadre dalle macerie, insomma. Ecco, però forse alla Juventus un po' perché sarebbe di ritorno e magari ha una sorta, diciamo, di rivincita, no? Visto che ha allenato per tanti anni la primavera, quindi avere però anche dei giocatori nuovi, perché quest'anno comunque ce ne sono di giocatori nuovi per Thiago Motta, quindi averli l'anno prossimo e ritrattarli, forse tutto sommato la Juventus potrebbe essere il suo vero approdo. Veniamo alla partita di sabato, no? La partita che è stata la partita più importante, è una partita che a me è piaciuta molto. Il primo tempo, indubbiamente, seguendo l'Inter, mi è piaciuta molto perché sia da una parte che dall'altra c'era una visione di due situazioni che poi nel secondo tempo sono state in qualche modo scaravoltate, soprattutto da parte dell'Inter, perché ha avuto degli infortunati e quindi ha dovuto recuperare delle posizioni in campo anche in una forma anomala, e lì si è visto comunque Inzaghi che aveva provato già delle cose, no? Tipo la difesa a 4, lo spostamento di Dumfries a sinistra, insomma si fa di necessità virtù. Qual è il tuo pensiero sulla impostazione globale della partita da parte dei due allenatori? Beh, lui è stato sempre tacciato di essere molto talebano in questo senso, Sì, e cambiava figurina per figurina e soprattutto non si spostava da quel 3-5-2, insomma. sì. Mi sembra che, visto che Di Marco ne avrà per 3 settimane, come dicevamo prima, anche in Olanda lui sta pensando in una difesa a 4. Purtroppo ci sono state delle defezioni, soprattutto in una zona del campo che sono i quinti, che Sì. sono una delle forze già di Antonio Conte, e lì purtroppo lì siamo carenti. Siamo carenti anche perché gli attaccanti non danno di certo una mano. Probabilmente il cambio di Thuram, che ancora non sta benissimo con Correa, avrebbe potuto benissimo far giocare Arnautovic, che Sì. forse aveva le caratteristiche più simili a quelle di Thuram per far alzare la squadra, tenere un po' il pallone e così via. Correa molto 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 evanescente, come pure Zelinski, e soprattutto anche Frattesi. Io Frattesi non lo riconosco più. Una volta entrava e spaccava la partita, adesso rimane completamente nell'anonimato. Mi pare che quando entri lui, tra parentesi, si prende abbastanza gol, come del resto c'è una concomitanza dell'uscita di Bastoni, che in 5-6 partite sono stati presi dei gol violenti e anche per una coppa, però anche Bastoni, poveretto, deve anche cercare di tirare il fiato, quindi se lo tira Inzaghi fuori è perché c'è un motivo, magari anche qualcosa che non sappiamo noi, quindi... Ma purtroppo su quel billing lì c'era Dumfries a coprire, e lì non ci deve essere Dumfries, non ci dovrebbe essere neanche Di Marco. Sai che Di Marco in un paio di occasioni, ricordiamo il gol di Arnautovic a Bologna nel famoso fattaccio di Radu, era lui sopra Arnautovic quando Sì, colpo di testa. per cui insomma c'è questo discorso qui che anche Dumfries non ha reso, soprattutto sulla sinistra, come può rendere sulla destra. Purtroppo abbiamo questa situazione, d'altronde se si gioca tanto e soprattutto visto che si ha una rosa abbastanza ampia, bisogna far fronte, vedremo mercoledì sera. Ne parliamo dopo, dai. Ne parliamo Sì, dopo un attimo del Feyenoord. Senti, invece Conte ha fatto dei piccoli movimenti perché cercare, soprattutto in avvio dell'azione da parte dell'Inter, alzava Gilmour assieme a Politano, che era molto largo, e Raspadori a sinistra. Ovviamente davanti c'era Lukaku, quindi quella sofferenza che si è denotata, diciamo, nelle partite, penso al derby dell'andata di Fonseca, che è stata secondo me una partita disastrosa, in cui non si è capito molto, no? Con 4 punte davanti che hanno bloccato la ripartenza, ma anche la Supercoppa in parte, e la partita col Bologna stessa in casa, dove hanno giocato molto alti, e anche l'Arsenal, anche se si è vinto. Credo che questa situazione debba essere molto importante, cioè ormai Inzaghi deve inventare qualcosa o un modo, diciamo, per uscirne da un impasse di quel tipo lì, no? Perché ti bloccano
nella ripartenza e quindi perdi tutto, no? Perché non hai poi un centravanti tipo Lukaku su cui puoi scaricare una palla alta e non è un gioco quello, ovviamente. Quindi non lo so, quello che voglio dire è che l'impostazione di Conte è andata appunto utilizzando questi criteri che sono venuti fuori nelle partite più difficili dell'Inter. Da una parte la duttibilità, quindi voglio dire, di Conte, dall'altra parte la poca capacità forse di Inzaghi nel cambiare lo spartito. Sì, 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 quello forse è una pecca di Inzaghi, insomma, che va sull'usato sicuro, però insomma il Napoli ha giocato molto bene, c'è stato un Lobotka, un Lobotka, soprattutto un Politano, ci sono stati 3 o 4 giocatori. Chiaramente non è stato il Napoli del secondo tempo di Como, perché se fosse stato il Napoli del secondo tempo di Como l'Inter ne avrebbe approfittato, un Inter che però anche nel secondo tempo manifesta sempre dei grossi problemi, come è stato in Supercoppa, come è stato con la Juventus, come è stato con alcune partite, addirittura anche col Venezia. Ricordiamo il gol annullato per il fallo di mano al 90 e passaesimo, per cui insomma anche col Como l'Inter ha sofferto, pur avendo vinto ha sofferto. Per cui nel secondo tempo si annaspa, si dura. La pila dura fino a 60 minuti, poi gli ultimi 30 sono è duri. anche un peccato perché andavano in difficoltà in difesa, perché si è visto anche col Como come dei fraseggi centrali, anche i gol che hanno subito, quindi se loro attaccano in un certo modo come hanno fatto tutta la partita, mettono in difficoltà ovviamente, hanno messo in difficoltà l'Inter. Vabbè, insomma, quindi si è comportato bene tatticamente Conte, cercando di mettere a posto le cose. Senti, faccio vedere un attimo, quindi Franco Bocchicchio, il nostro caro amico illustratore del calcio. Ciao Fulvio, ciao Carlo, vi seguo con interesse. Che schieramento e modulo vi aspettate per mercoledì? Vabbè, visto che siamo qui ne parliamo, dai. Sì. Allora, qual è il tuo pensiero? Ma bisogna un attimino vedere se c'è questo discorso di Marco che non può giocare e non recupera nessun altro, quindi puoi giocare benissimo con il 4-4-2. Vediamo ancora il 4-4-2. Insomma, le scelte sono obbligate, io direi. Probabilmente del senno di poi Bastoni sarebbe potuto rimanere, però è uno di quelli assieme a Di Marco che sono i più sostituiti, per cui vuol dire che sono quelli che spendono di più in partita. Insomma, l'allenatore, poi c'è sempre questo discorso dell'allenatore. Tu come giudichi il comportamento di un allenatore? È difficile, se tu non lo vedi allenare durante la settimana, tu vedi solo la punta dell'iceberg della partita, le sostituzioni che fa, se vince, se perde, per cui il tuo giudizio sull'allenatore è sempre molto parziale. Vedi il 10-15% delle sue malefatte. Sì, infatti, le sue benefatte. In qualche modo, diciamo, si abbassa il giudizio solo guardando il risultato, no? Quindi di solito il risultato, se è andata bene, è andata male, di qua di là. Ecco, anche questa percezione che si ha, diciamo, del risultato della partita delle due squadre. Sembra che il Napoli abbia fatto una grande partita, e l'ha fatta indubbiamente una grande partita, e che l'Inter arriva a un certo punto ha da perdere, perché è una squadra che, vabbè, insomma, ha superato uno scoglio importante. Ricordiamoci che andare a Napoli non è una cosa semplice in un momento storico, e quindi il Napoli ha perso un'occasione di scavalcare l'Inter, quindi questa è la cosa importante, no? Poi è chiaro che un punto non vuol dire niente, anche essere scavalcato e averne 4 sul Napoli da parte dell'Inter non cambia niente con 33 punti a disposizione. Qual è il tuo pensiero di questo dover dare a tutti i costi questi giudizi così veloci, ecco? Sì, però il Napoli ne esce rafforzato, anche alla detta di Conte, che ha detto: se noi siamo questi vuol dire che ci siamo, insomma. Ha fatto un'ammissione questa volta, per cui non ha detto più dobbiamo arrivare ai quarti e così via, insomma. Per cui questo modo di affrontare la partita ha dato una maggiore consapevolezza sicuramente al Napoli e una minore consapevolezza all'Inter, anche se poi le cose si possono ribaltare, poi magari
domenica contro la Fiorentina pareggiano, perdono, e l'Inter col Monza già si porta a 3 o 4 punti, per cui è tutto relativo. D'altronde loro 5 partite che non vincono. Eh sì, è vero, però prima o poi non è che possono, una grande squadra come questa, come quella appunto del Napoli, non può continuare un filotto così, diciamo, negativo, no? Senti, hai parlato della Sì. Fiorentina, accomuno la Fiorentina, sempre per il concetto degli allenatori, a quel gruppo di squadre che hanno cambiato allenatore all'inizio del campionato e che sono la Lazio con Baroni, Bologna con Italiano, Fiorentina appunto con Paladino, lo stesso Thiago Motta con la Juventus, e via via andare. Anche il Milan, anche il Milan. Il Conte, ecco, volevo arrivare un po' a questo. Come è possibile, diciamo, avvitarsi su delle situazioni, perché capisco che un ambiente, determinati momenti possono non andare male, però ricambia ancora e le cose non vanno bene, vuol dire che c'è una base che è molto nefasta, negativa, no? Perché ovviamente al Milan, eccetto la situazione positiva della Supercoppa vinta, che è stata un po' una casualità, cioè sono 2 partite e le vinci e riesci a superare il turno e vincere la Coppa, però per il resto dopo vengono fuori delle problematiche nonostante anche degli inserimenti di giocatori nuovi. A questo punto qua c'è un qualcosa che all'interno in quella società non va bene, perché Ma ieri c'è stata la contestazione da parte della Curva Sud, che sono entrati a 15 minuti dall'inizio, ma loro contestano più che la società, contestano la proprietà. Mi sì, sembra che loro contestino molto, molto la proprietà più che la società. La società non lo so, non vedo. la proprietà che in qualche modo deve, perché si parla sempre dell'assenza di questo direttore sportivo che poi può fare fino a un certo punto, però il direttore sportivo dà una certa linea, se gli viene data, se gli è data carta bianca, no? Pensiamo a grandi direttori sportivi, Ma no? Fulvio, bisogna vedere il direttore sportivo, quali sono le funzioni del direttore sportivo. Se è una funzione solo amministrativa o di compro, vendo e così via, secondo me il direttore sportivo dovrebbe essere anche una specie di trade union, visto che il team manager, io non vedo un team manager nel Milan, dovrebbe essere Ibrahimovic, però secondo me il direttore sportivo, se ha delle determinate caratteristiche, dovrebbe essere anche quello che fa da trade union fra lo staff tecnico o perlomeno l'allenatore e i giocatori e la società. Quindi il direttore sportivo a 360 gradi. Mi sa che il direttore sportivo del Milan attuale non è il Maldini di prima, per cui è un direttore sportivo che bada più ai conti, più amministrativo, che il resto, insomma, perché Ma quello al dovrebbe limite, essere. però quello al limite ci può stare. Abbiamo l'esempio dell'Atalanta dove hanno badato innanzitutto ai conti, no? Inizialmente, e poi dopo hanno capito che potevano fare plusvalenze prendendo giocatori, essendo valorizzati bene dall'attività di Gasperini, finché anche il valore sportivo ha portato fino all'Europa League dell'anno scorso e a entrare più volte nella zona Champions. Quindi insomma credo che si possa andare avanti da quel punto di vista, quindi mettere a posto i conti, cosa che è riuscita al Milan nell'ultimo periodo, però è una traccia che deve essere anche fatta da un punto di vista, diciamo, tecnico. Quindi, per esempio, paradossalmente l'anno scorso non ne potevano più di Pioli, ma se avessero continuato con Pioli il Milan sarebbe stato ancora performante, no? Perché aveva comunque un suo modo di comportarsi con i giocatori, di rapportare. Invece è arrivato un allenatore che è andato un po' a muso duro, quest'altro molto duro e poi viene dalle macerie precedenti. Insomma, è una linea che deve essere anche il direttore sportivo, se ha carta bianca dà una linea, ma è proprio la società stessa. Ibrahimovic non compare, non perviene, è questo che dà anche fastidio. No, si vede, ma poi mandano a dichiarare Gadda e non viene nessuno di loro a parlare. Non lo so. Qualche volta è venuto Ibrahimovic all'inizio del campionato, adesso invece brilla per la sua assenza. Però non so che ruolo abbia ufficialmente, perché dovrebbe essere Sì, il
consulente della proprietà. Di Cardinale, sì, sì, certo. Quindi altri invece, Furlan e Moncada, sono quelli che riguardano invece lo scouting e l'acquisto dei giocatori, però proprio viene a mancare proprio una linea, no? Quindi una linea ben precisa. I giocatori poi in questi frangenti, l'ho visto anche in altre situazioni, ma anche all'Inter stesso, a un certo momento, se le cose vanno male, non è che mettano, purtroppo, ahimè, devo dirlo, la gamba in più. No, e No, mettono quindi il sale nella ferita, e qualche milanista mi ha fatto notare: hai visto come si è tuffato Maignan sul rigore? Mi ha fatto notare questo. Certo che Maignan e il Teo sicuramente non sono né pro Fonseca né pro Conceição, beh, però come si è so- tuffato Maignan sul rigore. sì, tra parentesi, ecco, volevo anche parlare del rigore, no? Perché ho letto oggi un post di Aldo Serena e dice cerchiamo di capire, di uniformarci, no? Perché fa vedere l'immagine di McTominay che frana addosso a Dumfries in area, no? E uno dice vabbè, può anche essere intervenuto quando ormai la palla l'ha già colpita Dumfries, però comunque è un intervento pericoloso, no? Quindi da sanzionare, no? Almeno in area. Cioè in area non potevi non vederlo, no? Quindi, ma anche in altre zone del campo probabilmente sarebbe venuto fuori come situazione. E poi dall'altra parte c'è un Maignan che esce un po' brutalmente e non tocca il pallone, ed è una cosa un po' strana, no? Effettivamente tu hai messo un po' il dubbio, il giocatore comunque sposta il pallone e va fuori, il pallone va fuori. Una volta probabilmente anche così, con un dubbio di rigore, con un rigore che poteva essere quindi può essere accordato adesso, all'epoca forse poteva non essere accordato, perché era molto importante anche dove la palla andava, no? Dice dove vai? Sei a 2 metri dalla linea di fondo. Ma io ripristinerei il discorso della volontarietà, anche il discorso del mani di Dumfries in area sul tiro. Io continuerei sul discorso perché Si è fermato. aumenta il corpo, Spero non che aumenta il ritorni corpo. presto Il Carlo discorso della Bianchi. Ti sei volontarietà. fermato, Carlo, quindi puoi rientrare. Stavo parlando della volontarietà. Vediamo un attimo, sta ripartendo, vediamo. Eccolo qua. Eccoci qua. Il discorso della volontarietà, sì. insomma, io lo riprenderei questo anche sul discorso del fuorigioco, il mezzo tacco, la mezza punta, insomma. Sì, un po' eccessivo, non esiste. No, non esiste. È un po' eccessivo. Torniamo un attimo indietro, c'è sempre il nostro amico Franco Bocchicchio, dice sì. Un vostro parere su Martinez, il portiere. L'anno scorso qui a Genova fece molto bene, potremmo puntare su di lui e investire altrove? Beh, non sarebbe male, un tesoretto, è stato già pagato anche bene. Sì, certo, no, ma io non avevo nessun dubbio, Cioè Martinez, poi Sommer probabilmente quando finirà il contratto, mi sembra che gli scada non quest'anno, il prossimo anno, sicuramente si farà da parte. Martinez sarà il titolare, molto bene, anche perché abbiamo preso anche quel croato, Susic, diciamo che qualsiasi fondo cerca di investire prima di tutto sui giovani e soprattutto sulla valorizzazione dell'asset che loro hanno, perché il fondo, la loro funzione è dopo 4-5 anni di comprare e poi rivendere, cioè non sono dei benefattori, loro comprano e cercano di valorizzare quello che hanno in mano per poi rivenderlo al miglior offerente. Questa è quello che sta facendo un po' l'Atalanta, no? Quindi prendere i ragazzi giovani e valorizzarli, però con un impianto di base ben preciso che garantisca la crescita globale, anche perché poi se l'anno successivo devi togliere un giocatore perché lo vendi, lo devi sostituire all'interno di un meccanismo che è già ben oliato, e quindi io in questo vedo molto bene Inzaghi, no? Perché ma già da tempo sponsorizzo gli Alex Ferguson, non dico 20 anni, ma che abbiano un lasso di tempo in cui possono dire la propria. Invece qua gli allenatori cambiano molto ma molto velocemente. Vediamo se ha risposto Franco, perché vedo che no. Insomma, in Italia è così, forse quello che è durato di più, anche l'Inter, quelli che sono durati di più, diciamo in modo consecutivo, è stato Trapattoni e Bersellini, che sono durati 5 anni consecutivi. Herrera mi sembra fosse durato 6-7 anni, ma in due tappe, in due momenti differenti, secondi momenti peggiori anche. Per cui Inzaghi probabilmente entrerà in questo trittico.
assieme a Penso di sì, Bersellini e Trapattoni. penso proprio di sì. Vediamo questa, no, che diceva Mancini, anche faceva riferimento a Mancini. Sì, Eh, allora, abbiamo parlato del Feyenoord, e quindi la disposizione tattica invece appunto contro il Feyenoord si parla di un 4-4-2, ma vuol dire avere praticamente un solo difensore di riserva, quindi perché credo che il centrale dovrebbe essere De Vrij con Acerbi, a sinistra Bastoni, a destra o uno tra Blisek Bissek, e coso, Pavard. Sì, probabilmente sì, sarà Bissek perché è anche quello più strutturato, probabilmente per fare anche una partita di movimento lì a sinistra. La loro sinistra c'è, adesso non ricordo più il nome del brasiliano che ha perversato sulla fascia, quindi, e poi lì davanti c'è anche l'ipotesi di far slittare Frattesi sulla fascia destra, per esempio, che ci ha giocato anche con Barella a fianco l'anno scorso, un paio di certo. situazioni. Insomma, vabbè, insomma, il 4-4-2, sei d'accordo da questo punto di vista? Sì, sì, senza dubbio. Bisogna dare un po' più di spazio a Frattesi. Purtroppo Aslani, Inzaghi gliel'ha dato di spazio ad Aslani, però purtroppo non ha reso per quello che si sperava. Però Frattesi effettivamente non entra più con quella foga della scorsa stagione, ma io gli darei molta più fiducia, lo farei Ecco, partire dall'inizio. Poi, ecco, insomma, poi potrebbe. vediamo se lui vuole andare via o vuole rimanere, insomma. No, ci sono delle partite in cui Frattesi potrebbe giocare come gioca nella nazionale, quindi gioca nascosto dietro la linea dei centrocampisti a ridosso, diciamo, della punta. Eh, Certo, potrebbe giocassimo con essere un trequartista, giocassimo esatto, con sì, un 1-2 da davanti, allora es- Frattesi è proprio quello il suo ruolo. esatto, esatto. Quindi è un po' così. Franco è sempre sul pezzo e quindi ha messo un altro commento e diceva: io ho la fissa di Bissek che quinto, ha molta gamba e molta corsa. Sì, anche questo può essere vero, quindi, però farlo partire già alto è un po' difficile, lui di solito si inserisce da dietro. Va bene, abbiamo parlato tanto di Inter, parliamo anche un attimo di queste belle maglie, no? Ormai si sono inorriditi tutti, no? Io credo che i Ah, milanisti sono metà Belgio, metà Portogallo. metà Belgio e metà Portogallo. Tendenzialmente sembrava un Portogallo, effettivamente anche la maglia superiore con il giallo e il nero ricorda i colori del Belgio, no? Quindi è una quarta maglia. Forse sono stati praticamente tempestivi a mettere questa maglia al Milan proprio in una partita delicata, perché altrimenti te la tiri proprio sui piedi, no? La zappa, no? Quindi va bene il marketing, come diceva ieri sera Di Canio, ma va bene fino a un certo punto, insomma. Sì, però io dico, ma poi le vendono queste maglie qui, perché poi queste maglie qui bisogna poi venderle. Chi la compra una maglia così? Io dico, e poi tutti i benefici vanno all'Adidas, perché se l'Adidas è lo sponsor tecnico che dà un pacco di soldi a ogni società, se una maglia costa 160 euro, che non pensino che il club ne prenda 80, cioè 150 vanno all'Adidas. Il Certo. fatto, come si diceva Ronaldo, Ronaldo è andato alla Juve e si è pagato lo stipendio con la vendita delle maglie, ma assolutamente non esiste, non esiste, perché la percentuale che prende una società sulla vendita di una maglietta è minima, tutto il resto va allo sponsor tecnico. Certo, no, no, infatti, il Franco che è imperversa in questo momento simpaticamente dice ricorda anche la Ternana, quindi vabbè, la Ternana La è quello che Ternana gioca del gioco corto di Viciani, di eh? gioco corto Vabbè, di ma quello Viciani. erano i rosso-verdi con i Era- pantaloni neri, no? Era una cosa molto più ah, vero, semplice. vero, forse era Eh? differente. E Era una cosa molto più semplice. c'era tale Mastro Pasqua che era Eh, il mediano che organizzava, il libero mediano che organizzava da dietro. Pensa che allo bella stadio questa Libero Liberati, lo stadio Libero questi Liberati di libero Terni. liberati, che bello questi momenti storici anche di andare a vedere delle squadre che in qualche modo parlavano di una sorta di calcio totale negli anni 70, poi perché si andava un po' a scoppiazzare, no? Indubbiamente. Certo, Parlano per esempio di Inzaghi, ho letto oggi una definizione abbastanza lunga della BBC
che parlava di Inzaghi, di un allenatore che valorizza degli uomini. Infatti abbiamo degli esempi tipo Di Marco, no? Come giocatore, Çalhanoğlu, no? Che veramente sono diventati a livello europeo molto ma molto quotati e importanti, ma anche come disposizione in campo. La squadra gioca tatticamente molto bene, sa affrontare qualsiasi tipo di avversario bene o male, e cesella di volta in volta, anche di anno in anno cambia. Secondo me l'articolo era un po' eccessivo, troppo elogiativo, però qualcosa c'è, come per dire, questo è un allenatore importante, tenetevelo stretto, insomma. Sì, sì, no, 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 beh, insomma, tutti sanno cosa devono fare, soprattutto con uno schema tattico ben preciso, forse troppo preciso, perché poi non ci sono dei cambi in corsa. Adesso vedremo un attimino col discorso degli infortuni, se fa di necessità di virtù e se qualcosa cambia. Per il momento è stato molto, molto, molto sulle sue da questo punto di vista, però insomma, i fatti gli hanno dato ragione. Senti, parlavamo di allenatori che cambiano all'interno delle squadre, delle società, Sì, ovviamente all'inizio dell'anno c'è questo allenatore che è merito suo, oppure sì, merito suo perché probabilmente ha calmato un po' l'ambiente, perché due allenatori che vanno via, come De Rossi, che era un po' un pupillo della piazza, e Juric, che forse è stato preso in modo molto sbagliato. Comunque all'interno della società, praticamente della squadra, c'erano delle fronde che dovevano essere in qualche modo calmate, plasmate. L'allenatore poi diventa un padre quasi putativo, e a me dà l'idea proprio Ranieri che abbia delle idee molto semplici ma precise. Forse ci servirebbe al Milan un allenatore di questo tipo. ma sì, uno di questo tipo, ma non certo Ranieri. Ranieri, secondo me, il prossimo anno farà il dirigente, farà il direttore Ah, no, tecnico certo, della per Roma esempio. e se gli danno carta bianca andrà a prendere Ancelotti qui al Real Madrid, sicuramente. Se Ancelotti molla un attimino, magari perde il campionato, viene eliminato e così via, secondo Eccolo me qua. Ancelotti è uno dei papabili, anzi lui ci terrebbe a A tornare a Roma. Roma, visto che ha Ma fatto un mezzo flop a Napoli, lui ci terrebbe veramente. Ma scusa un attimo, io ogni tanto sento queste cose, perché io che, rimango sconvolto quando, poi tra parentesi, nella storia del Real Madrid ha vinto due volte cappello solo per un anno, no? Quindi è venuto, ha vinto e l'hanno esonerato, è andato via, non mi ricordo più, esonerato. Sì, Ma questo sì. perché il calcio pragmatico lì in Spagna piace poco, no? Quindi avendo grandi campioni sono abituati col palato diciamo fine, no? Ma il calcio non è sempre solo quello, perché poi alla fine c'è stato anche un Real Madrid con tante figurine, ma dopo non era neanche performante, alla fine poi invecchiano tutti, ed è una cosa da pensare. Io però vedere Ancelotti che viene contestato, e ultimamente c'è stato un po' di contestazione nei suoi confronti, un allenatore che ha vinto tutto ed è il primo nella gradatoria per coppe e campionati vinti, io ci aspetterei un attimo prima di No, no, contestare. gliel'ho detto, io anche l'ultima Eh, conferenza stampa gli ho detto, mi sembra strano che venga contestato un allenatore che è primo in classifica, era primo in classifica due sì, settimane fa, certo. è primo in classifica, è in semifinale di Coppa del Re ed è negli ottavi. Dico, i detrattori del Real Madrid dicono, proprio loro si lamentano, proprio loro. Non è che anche in qualche modo, perché mi ricordo che anche tempo fa Ancelotti disse che per ciò che riguardava il campionato del mondo per club, diciamo, noi i soldi che entrano per quella competizione li facciamo in un Certo, amichevole. certo. È vero, però mi sembra che ci sia un po' un mal di pancia da parte della Madrid a non fare la Superlega e a partecipare a un torneo del genere. E insomma, sono un po' con l'UEFA, non sono in buonissimi rapporti, ma soprattutto anche con la Lega spagnola, con Sì, il presidente Javier Tebas, che lui dice: bah, devono finirla di fare i piangioni, perché insomma non mi sembra proprio il caso. Insomma. Però d'altronde loro hanno appoggiato questa Superlega assieme al Barcellona. Sono gli unici che danno gli accrediti stampa direttamente e non deve passare attraverso la Lega, per cui vogliono fare un po', dicono a casa mia io invito chi sì. voglio, dice il Real Madrid e lo stesso fa il Barcellona.
sembra quasi che si siano messi d'accordo, per cui non c'è più questa grandissima rivalità, almeno a parole, fra Real A Madrid e parole. Barcellona, che c'è sempre stata, forse un attimino di più a parole fra Real Madrid ed Atletico in questi ultimi tempi. Sì. Ecco, abbiamo parlato appunto di Superlega, quindi campionato del mondo per club. La formula invece della Champions League di quest'anno, nella prima fase, che riguarda un lotto di 32 squadre dove le ultime 8 vengono eliminate, le prime 8 passano senza giocare una sorta di sedicesimi di finale, di passaggio, diciamo, di playoff, chiamiamolo così, che vanno appunto dalla nona squadra alla 24esima. Io l'ho trovato positivo come situazione, un po' ha sparigliato un po' le carte, ci sono state delle partite forse un po' troppo larghe di punteggio, però mi è sembrato abbastanza regolare anche come valore. Sono arrivate più o meno le squadre che dovevano arrivare, che sarebbero arrivate magari con i gironcini, ecco. Qual Sì, è il tuo sembrava pensiero? una soluzione un po' farraginosa all'inizio, non si capiva bene il funzionamento, però poi alla fine, insomma, 2 partite in più, per cui sono 2 incassi in più Certo, per ogni club, e soprattutto perché poi è rimasta incerta fino alla fine, mentre con la soluzione ai gironi c'erano alcune partite, soprattutto nella quinta e nella sesta giornata, che erano certo. scontate. Per cui sì, positivo, positivo. Diciamo che era un compromesso fra la Superlega e la vecchia, Sì. e la vecchia Champions League. Sì, anche perché poi alla quinta e alla sesta partita, come dici tu, certe volte arrivavamo a vedere le squadre, quelle più top blasonate, degli aiutini e delle situazioni molto pericolose. Quindi chi era terzo e cercava di fare magari nelle ultime 2 partite di scaravoltare il risultato, l'abbiamo visto anche con le italiane, no? L'Inter, ma il Milan stesso, lo stesso Atalanta che ha perso una partita in casa, non mi ricordo con quale inglese, espulso dopo 20 minuti Palomino, insomma cose che non sono, perché dovevi, insomma a quel punto lì il baraccone, io lo chiamo certe volte il baraccone del calcio, deve garantire che le squadre di un certo livello debbano passare a tutti i costi. Qua invece fosse stato un po' più democratico, abbiamo visto anche delle squadre tipo il Brest, squadre che sono riuscite a fare, diciamo, una buona coppa, insomma, da quel punto di vista. Lo stesso Bologna anche. Sì, alla fine, se avesse creduto più nelle proprie possibilità, nelle prime Poteva andare ai playoff, esatto, sì, 4-5 sì, partite, almeno sì. i playoff potevano E beh, essere loro. c'è anche uno scotto, no, che uno un po' devi Certo, pagare, no? Quindi quando ti certo. ricominci a frequentare l'Europa, no? Quindi dopo tanti anni. Tu sei esperto di calcio internazionale, no? L'abbiamo già un po' accennato all'inizio della trasmissione, un parallelismo tra la Liga e la Serie A. Adesso vi faccio vedere qua, sono tutte qui, abbiamo la Premier League, abbiamo la Liga, il Portogallo, la Serie A, l'Eredivisie, quello olandese, insomma. Il nostro calcio, io lo reputo il calcio più difficile, tatticamente più difficile, magari anche troppo esasperato da un punto di vista tattico. Gli interpreti non sono a grandissimi livelli perché certi giocatori, insomma, i campionati Non ce li possiamo permettere. non ce li possiamo permettere più come una volta, quindi magari arriva il giovane di passaggio e viene catturato dalle squadre che hanno più soldi. Però questa situazione, vabbè, è un po', siamo un po' obbligati a essere così, ma non la trovo così negativa, no? Perché negli ultimi anni qualche coppa siamo riusciti comunque a portarla a casa, quindi in un braccio di ferro con un'altra squadra di un'altra federazione, tutto sommato l'Italia riesce ad andare avanti. È colpa e bravura, diciamo, furbizia, insomma, qual è la situazione che consente a noi di riuscire quindi un po' in qualche modo a galleggiare, ma non a convincere del tutto? Ma sai, dobbiamo tener conto non solo dei club, ma anche della nazionale, perché noi della nazionale non parliamo mai, ma secondo me la nazionale purtroppo è la nostra spina dolente, la spina dolente dopo Certo, 2 mondiali a cui non abbiamo partecipato. Non so come va a finire la Nation League con la Germania, e Spalletti è molto, molto preoccupato, perché poi lui guarda le partite e dice: "Ma guarda un po', guarda quanti stranieri ci sono", ma questo lo diceva già Mancini e così via. certo. Ci dovrebbe essere, non dico un discorso di calmierare, però almeno avere la possibilità di schierare, non dico in rosa, ma almeno in formazione,
almeno 5 italiani, insomma, su 6, secondo me. Avere sempre 5 in campo che possano giocare. Non so, è una limitazione, però tu non puoi vedere un Casadei che va al Chelsea, fai una plusvalenza con Casadei e poi te lo ritrovi qui al Torino. Non lo so, anche la Juve ha cresciuto molti giovani e poi li ha dati via per un discorso economico. Quel Sule lì, per esempio, Pellegrini è innamorato di lui, Pellegrini della Roma, di Sule. Cioè, anche la Juve, non capisco. Puoi fare una squadra giovane, poi vai a spendere 80-90 milioni per 3 giocatori e poi dai via dei giovani che sono interessanti. Caro, però è la vero che nazionale secondo me è un bel problema che abbiamo. Caro, però i giovani nel calcio, se sono bravi, giocano da subito, quindi non è quello il problema. Il problema è proprio questo, che vuol dire che non sono performanti, vuol dire che non sono, o perlomeno bisogna aspettare una loro maturazione. Queste squadre non possono aspettare con budget alti, gli sponsor, appunto, anche perché poi il sistema ha sponsor ma fino a un certo punto, quindi non siamo inondati di grandi soldi, anche le stessi diritti televisivi, quindi insomma credo che questo sia un po' il problema. Quindi dovessi avere 5 giovani che crescono nel tempo, dopo se devi rivendere anche per far cassa, essere obbligato a doverli schierare e poi vai a prendere magari dei giocatori stranieri che devi anche pagarli molto. Se non, purtroppo la Lega ha funzionato poco in questi anni. La Lega italiana non ha avuto un controllo come esiste qui in Spagna sulla massa salariale. Come tu ben sai, noi ci chiamano ogni 6 mesi per fare la situazione, per farci vedere la situazione di ogni club. Hai visto cosa è successo col Barcellona, che solo un tribunale ha permesso l'iscrizione al campionato dal 1° di gennaio di Dani Olmo, di Pau Victor. La Lega non li avrebbe lasciati a casa, per cui qui la Lega fa un po' acqua, anzi non un po', va bene. un po' tanto, insomma. Ci dovrebbe essere un controllo sugli stipendi e cercare effettivamente di ridurre. Se tu non riduci la tua massa salariale, tu non puoi andare a acquistare i giocatori a 40, 50, 70 milioni. Certo. Caro, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Prima di congedarci, qua abbiamo le partite del prossimo turno, che è il 28esimo, e quindi abbiamo Cagliari-Genoa, Como-Venezia, Parma-Torino, Lecce-Milan, Inter-Monza, Verona-Bologna, Napoli-Fiorentina, Empoli-Roma, Juventus-Atalanta, Lazio-Udinese. Non so, io faccio sempre la domanda: quale partita andresti a vedere, eccetto la squadra del cuore, ovviamente, tra Napoli, Fiorentina e Juventus-Atalanta? Juve-Atalanta sicuramente. Bella, no? Mi sembra una bella partita. Ecco, bella, anche perché se la Juve vincesse stasera si porta a 6 punti dalla vetta, che vogliono dire 3 punti dall'Atalanta. Certo. Infatti caccia al terzo posto. E quindi anche l'Atalanta si ritrova una bella gatta da pelare prima poi dello scontro che ci sarà, no? Atalanta-Inter, no? Quindi futuro, no? Da questo punto di vista. Vabbè, Franco che ci saluta e complimenti ad entrambi, lo ringraziamo, come del resto ringraziamo anche tutte le persone: Maurizio Ceccarelli, Stephen Coach, Mario Floridia, Dario Ricci, Stefano Bianchi, Giancarlo Veronese e Anna Maria Pavesi, che hanno già dato il loro consenso. Grazie a Carlo, buon proseguimento per i viaggi all'estero, a destra e a sinistra, io ti vedo. E poi ci vedremo a Milano dal 13 in poi per la Nation League. Perfetto, va bene. Grazie Carlo, buona serata. Grazie per l'invito, ancora. Alla prossima. Grazie, ci mancherebbe. Buenas tardes. Grazie. Buenas tardes. Vabbè, quindi lui indubbiamente lo può dire perché è a Madrid e quindi ci può garantire ovviamente qual è l'atmosfera a Madrid, del Real Madrid, dell'Atletico Madrid, insomma del campionato spagnolo. Quindi insomma una persona molto amabile, che sa trattare il calcio con la giusta delicatezza, come deve essere, poi tra parentesi, senza le polemiche disastrose che invece accompagnano le nostre giornate calcistiche. Quindi ci vediamo ovviamente settimana prossima, avremo appunto le partite, le abbiamo viste prima,
delle partite già importanti, quella del Napoli, quella dell'Atalanta con la Juventus, quindi vedremo se anche l'Inter deve comunque battere il Monza anche se ultimo in classifica, perché altrimenti sarebbe anche un risultato clamoroso. Quindi ci vediamo settimana prossima e vediamo come andrà il weekend calcistico e le italiane in Coppa. Grazie per aver seguito Che Calcio Che Fa, la settimana prossima.